Colpaccio della Vigor per Conti che vince in rimonta per 3-1 al DB Sceglia contro la Tor Tre Teste e strappa il pass per le semifinali che vedranno affrontare il Savio. Gara che però iniziano meglio i rossoblù di casa che dopo 2 minuti sono già in vantaggio. Punizione sublime di Lombardo che pesca il jolly dalla distanza, non può nulla Gangal e allora inizio da sogno per l'11 di Mister Bussi che vede in discesa la gara che però in discesa non sarà. Al quinto minuto ci prova anche Sannibale che prende e incrocia col destro, risponde però presente Cirillo. C'è anche però la Vigor per Conti al minuto 11, colpo di testa sul secondo palo, imprecisa però la soluzione. Al 20° c'è il primo episodio controverso della gara, calcia Vanni, Placidi spinge in rete sotto porta dopo una mischia, segnalato però l'offside del numero 7 dopo che inizialmente la rete sembrava essere stata convalidata. Si resta dunque sull'1-0 per i padroni di casa. Al 23° Maffiotti lanciato in profondità, incrocia col destro, è presente però Cirillo che blocca in 2 tempi. Alla mezz'ora c'è un'altra occasione con Ferri che cerca il colpo di testa per De Angelis, per centimetri non arriva la sfera al numero 9. Al 37° viene annullata la seconda rete, sempre per la Tor Tre Teste, col direttore di gara che alza il braccio anche in questo caso e mantiene allora il risultato ancora sull'1-0. Sul ribaltamento di fronte però al minuto 39 arriva il pareggio inaspettato della Vigor, Del Tordello mette dentro, Maffiotti davvero bomber d'aria trova la zampata vincente, non perfetto Cirillo e allora è 1-1 a fine primo tempo. Inizio di ripresa clamoroso per la Vigor per Conti che dopo 4 minuti va in vantaggio. Zincone sfugge a destra, centra per il tapin di Proietti, il numero 11 corona una grandissima partita trovando la rete del sorpasso per la Vigor. Un minuto più tardi parla in profondità per Del Tordello, il numero 7 supera Borea e poi apre il piatto davanti a Cirillo trovando la clamorosa rete dell'1-3. Dopo 5 minuti della ripresa la gara prende una piaga inaspettata, soprattutto considerando come era iniziata la sfida. Reazione tutta cuore della Tor Tre Teste che ci prova con Lombardo, salva però Di Michele sulla linea che esulta come se avesse segnato. Al 15° Del Tordello spreca anche il clamoroso poker con questa palla a rimorchio che viene messa alta, ci prova nel finale l'ultima doppia chance la Tor Tre Teste, Calaveri prima e De Angelis con il colpo di testa poi respinge però in entrambi i casi Gangal e allora al triplice fischio è festa per la Vigor che vince, rimonta grazie a Maffiotti, Proietti e Del Tordello e vola in semifinale dove ad affrontarla ci sarà il Savio